Innanzitutto sapevamo che loro sono una squadra tosta, una squadra vera e sarebbe stata una partita durissima e all'inizio abbiamo sofferto abbastanza. Quando siamo riusciti a essere intensi in difesa, intensi a rimbalzo, perché abbiamo partito molto anche a rimbalzo all'inizio, siamo riusciti ad andare in contropiede e a fare la differenza, l'abbiamo fatta soprattutto lì. Difendendo bene, difendendo in 5, sapevamo che loro hanno un meccanismo ben rodato di gioco, hanno un giocatore Ban che pur sapendo e pur avendo molte attenzioni da parte nostra ha fatto una grande partita. Qualche errore l'abbiamo fatto su di lui, qualche errore l'abbiamo fatto su rotazioni difensive, però tutto sommato quando abbiamo stretto in difesa siamo riusciti a ripartire, a fare buone cose in contropiede e a girare bene la palla e a metterli in difficoltà. Diciamo che già nel terzo quarto, ma poi soprattutto verso metà del quarto quarto abbiamo fatto veramente un'ottima partita e lì abbiamo scavato il solco. Bombardieri ha fatto una grande partita, sono contentissimo di lui, ma non solo per i 17 punti, ma per l'atteggiamento, per la regia, per la difesa, sono veramente soddisfatto di lui. Una cosa poi importante è il ritorno di Benfatto che ha fatto sicuramente un'ottima partita, è rientrato dopo mesi, gli abbiamo dosato il minutaggio come ci eravamo prefissi e lui ci darà una grossa mano da qui in avanti. Speriamo di recuperare anche Andreani e di avere i ranghi completi per il finale del campionato. Sicuramente abbiamo pagato un po' venire il pomeriggio dopo lavoro in trasferta qui, che non è facile sicuramente con Padova e con la capolista. Noi eravamo abbastanza fiduciosi, nonostante ci mancava il titolare Batic, ma ho visto che anche Andreani mancava dall'altra parte, per cui eravamo pari. Sì, è stata una gara abbastanza fisica, dove Padova ha chiuso molto meglio l'area, non ci ha concesso nel terzo quarto di far canestro e lì hanno preso quei 10 punti che hanno fatto la differenza fino alla fine. Comunque sì, per l'impegno devo ringraziare i ragazzi, abbiamo fatto qualche errore in difesa e purtroppo oggi non c'è entrato, abbiamo avuto le percentuali a tiro abbastanza basse, per cui se metto tutto insieme una buona partita, peccato che secondo me oggi si poteva anche fare meglio, o almeno giocarcela fino in fondo, si può perdere, si può vincere, però almeno fino in fondo si poteva giocarla secondo me. Comunque complimenti a Padova e ci vedremo al playoff.